È frattura sempre più netta in Veneto tra Lega e Forza Italia, tanto che il segretario del Carroccio Alberto Stefani arriva a dire che il partito che fu di Silvio Berlusconi è fuori dalla maggioranza in regione. Dopo gli attacchi su autonomia, sanità e pedemontane, dice Stefani, Forza Italia è oggettivamente uscita dal perimetro di maggioranza in regione Veneto. Diciamo che abbiamo semplicemente preso atto del comportamento di Forza Italia a livello di Consiglio regionale e di linea politica all'interno del Consiglio regionale. Nel momento in cui si fanno attacchi di questo tipo, che tra l'altro durano da mesi nei confronti della giunta Zaia e del presidente Zaia, non possiamo far altro che fotografare. Tra l'altro mi pare che oggi lo stesso Flavio Tosi abbia confermato questa mia dichiarazione. Abbiamo fotografato il fatto che Forza Italia non fa più parte di questa maggioranza, abbia scelto di esserne fuori. Lui sostiene tra l'altro dal 2020, insomma, quindi è una sorpresa il fatto che Forza Italia abbia deciso proprio di non far più parte di questa maggioranza. Ecco, loro contestano il fatto di non avere un ruolo all'interno di questa maggioranza. Ma allora, i ruoli sono stati dati sulla base dei risultati elettorali del 2020. La Lega e gli Sazzai hanno ottenuto nel 2020 oltre il 60% dei voti, e quindi è normale che la stragrande maggioranza degli incarichi di giunta e di consiglio siano proprio della Lega e della lista Zaia. Da Flavio Tosi, deputato e coordinatore veneto di Forza Italia, arriva pronta la replica alla Lega. Luca Zaia continua ad attaccare Antonio Tajani e Forza Italia sul percorso dell'autonomia alla Camera. Vi ricordo che stiamo aspettando questo iter da più di 6 anni, dal referendum, che quel referendum si fece perché venne approvata la proposta di Forza Italia in Regione Veneto, perché quella della Lega era stata dichiarata incostituzionale, e quindi fu la legge di Forza Italia a dar via a questo percorso, che Forza Italia ha dei governatori al sud ma anche il governatore Cirio in Piemonte al nord, e quindi siamo assolutamente favorevoli all'autonomia, come l'abbiamo sostenuta in Lombardia, in Veneto appunto, perché questo fa parte del DNA di un partito che nel simbolo del regionale del Veneto ha appunto la parola autonomia. E quindi polemizzare su qualche giorno di ritardo non imputabile a Forza Italia. Di Forza Italia non c'è nessun emendamento su 2000 e oltre emendamenti dell'opposizione da parte della maggioranza e anche di Forza Italia, non c'è nessun emendamento. Quindi non c'è ritardo di qualche giorno imputabile a Forza Italia, ma forse in caso dovrebbe ricordarsi che c'è un ritardo di anni, perché nella precedente legislatura i governi giallo-rosso e giallo-verde, quindi chi ha governato all'interno dei governi che hanno sostenuto Conte, ripeto giallo-rosso e giallo-verde, in quegli anni nessun passo è stato fatto verso l'autonomia. Quindi più che ritardi di giorni, che comunque non sono imputabili a Forza Italia, sono ritardi di anni imputabili a chi ha governato nella scorsa legislatura. Una situazione che ora apre a diversi scenari, in primis la corsa solitaria della Lega alle prossime regionali, anche senza la candidatura diretta di Zaia, ma con l'appoggio della sua lista a un candidato leghista, supportato anche da altre forze, compreso Marcato, che non sembra intenzionato a lasciare il suo partito, tantomeno nel caso di una corsa solitaria. Prima di pensare alle regionali che vengono fra 1 anno e mezzo, 2 anni, a portare a casa dei risultati per il Veneto e per i Veneti, primo tra tutti il tema dell'autonomia, che a giorni vedrà la luce in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Manca solo l'ultimo passaggio, cioè il voto finale in aula alla Camera dei Deputati, un passaggio storico perché a seguito di quel voto finale la legge diventerà legge dello Stato per la prima volta in 30 anni. Ecco, se Forza Italia vota con voi si ricompone il quadro? Ma Forza Italia finora ha sempre seguito il percorso dell'autonomia in Commissione, in aula al Senato. Tra l'altro c'è anche un relatore di Forza Italia oltre a me, che sono relatore della Lega, e stiamo lavorando bene insieme da questo punto di vista. L'importante è portare a casa il risultato. Contiamo che questo avvenga anche nel corso dei prossimi giorni. Insomma, le dichiarazioni di Tajani sulla vigilanza in materia di autonomia speriamo di averle capite male.